Mmm, che schifo le noccioline della Lidl. Ci sarà un motivo se costano poco, ci sarà il motivo, no? Infatti fanno a cagare. Ma non fanno a cagare nel senso prugnatico del termine, no? Che ti stimola, no? No, fanno a cagare nel senso proprio fanno schifo, fanno schifo. Lo sfondo peggiore che potevo scegliere, cazzo, cioè il caos, no, solito che c'ho dal lato guida, che per di più con la porta, che adesso vedo l'ho anche verniciata con sfondo giallo, cioè voglio dire, se prima era un pugno in un occhio tutto quanto, adesso è 20 pugni in un occhio, cioè una fatality, quella lì che facevi su Mortal Kombat, va bene, dai. Comunque ho acceso per dire che a volte ho 24 anni, a volte ne ho 35, a volte ne ho 80. Tipo oggi ne ho 80 perché è una bellissima giornata di sole, no? Solo che sai, ha piovuto ieri, ha rinfrescato e io niente, c'ho freddo e col freddo non mi muovo mica adesso per fare il giro in bici. E vedi, è sprecato tutto questo, è sprecato. Niente, dai, devo fare un qualcosa per quella porta. Cioè, carino sì, Lupo Alberto, però ragazzo, no, non ci siamo veramente. C'è proprio un pugno in un occhio, mi dà fastidio ste robe. Mi dà proprio fastidio. Quindi rifarla sì, come avevamo detto, con quel colore bianco e marrone, i pizzi rossi lì cambiarli, metterli magari color alluminio, che cacchio ne so io, e il portachiavi lì per color legno e non in plastica rossa. Trucchetto, enesimo come si dice, attacco di voglia di fumare, no? Niente, ti metti in un posto lontano dalla possibilità di acquistare sigarette tipo bar, tabacchini, eccetera, e usi qualche trucchetto psicologico, nel senso ti devi raccontare qualche bugia. Io ad esempio l'altro giorno sono andato in farmacia a prendermi delle vitamine, così perché credevo di essere sotto di ferro, in realtà poi no, era sempre il solito discorso del fumo, no, che mi dava tutti quei problemini lì. Difatti adesso è bastato non fumare per 2 o 3 giorni e sto da Dio, sono come nuovo. E gli ho chiesto alla farmacista, ascolta signora, ma sa che siamo, no? Che i cerotti per fumare, no? Per fumare, per smettere di fumare, quelle cosine là. E lei mi fa, guarda, innanzitutto dipende dalla forza di volontà che uno ci mette, cioè già da là io intendo, ok, allora è un po' un effetto placebo, cioè che buttai via pal caso, insomma, no? E dopodiché le sedute per chi fumava dalle 10 alle 20 cicche al giorno, cioè le sedute, i cicli, no, di applicazione di questi cerotti sarebbero venuti a costare sulle 300 euro. Ho detto, porca troia, ho fatto, no, guarda signora, provo a smettere da solo e così sto facendo. Quel provo a smettere da solo non è stato proprio buttato lì a caso, c'ha il suo significato. Provo a fare la stessa cosa che avrei fatto con i cerotti risparmiando 300 euro o guadagnando 300 euro. Ossia, ogni volta, qui arriva il trucchetto, no? Il personalissimo, cioè quello che io sto utilizzando, ogni volta che mi viene la voglia di fumare, ovviamente non ho il tabacco, dovrei andarlo a comprare, no? Invece di costare tutto il kit, tabacco, cartine, filtrini, eccetera, 9,40 euro, 9,20 quello che è, io dico no, mi costa 300 euro. Do 300 euro solo per una fumata, cioè non per un pacchetto o per un mese di... No, no, solo per una fumata 300 euro. Ecco, col cazzo. E così sto tirando avanti. Certo poi devo ingannarmi, devo tipo adesso alzarmi, parlare, spostarmi, mangiare caramelle, eccetera, eccetera. Però insomma sembra che sta andando bene, dai. Da una parte mi dispiace farti tutte queste puntate, diciamo, sul fumo, ma dall'altra credo che ci siano molti tu che vorrebbero smettere di fumare o comunque, soprattutto ancora di più, tu che fumano non hanno pensato di smettere, ma magari, insomma, questi video potrebbero anche portarli, spronarli a provare, no? Anche perché una cosa che mi ha dato, tra virgolette, fastidio, in senso buono fastidio, di tanti miei amici e amiche che hanno, cioè da come la raccontano, loro hanno smesso così, cioè come, come fosse ordinare un caffè al bar, porca puttana, insomma, per me non è proprio così, insomma, ecco. Non sono mai stato un bevitore di birra, però ti assicuro che tutto ciò di cui tu ti autoconvinci funziona. Questo per dire che
bevendo birra mi passa la voglia di fumare, ossia bevendo birra, cioè dei piccolissimi sorsettini al posto della tiratina di cica. No, inutile raccontarsela, la voglia è più forte che mai, accidenti, accidentaccio. Prova a immaginare, pranzo, passeggiata, biretta, e poi stai dentro qua un attimo, perché fuori fa anche freddo, no? Quindi sto volentieri qua dentro al camper. A montare i video e a fare le cose al computer, è ovvio che ti viene una voglia di fumare incredibile. Però vabbè, niente, continuiamo, ormai siamo il terzo giorno e continuiamo. Accidenti. Raccontatela come vuoi, porco cane, astinenza estrema, avrò dovuto alzarmi proprio, cioè perché capisci, no? Forse se tu sei fumatore, forse capisci. Sono dovuto proprio alzarmi per distrarmi. È vero anche che non posso andare avanti troppo a caramelle perché che sono un caramellivoro, no? Vabbè, passerà, deve passare, altrimenti quest'estate sarà veramente un'estate di merda e neanche non potrei fare nessun tipo di viaggetto perché cosa faccio dopo? Mi ritrovo magari che decido anche di andare all'estero come pensavo che non so come cazzo fai a chiamare poi automulanze eccetera eccetera e spiegargli quello che hai, no? Gli attacchi di panico, l'eccesso di nicotina e purtroppo è un veleno che ti dà proprio disturbi neurologici, no? Tipo anche tante i meno fastidiosi che avevo erano delle belle scosse, no, alla spalla che ogni tanto quando andavo in giro tipo con gli amici sentivi singano e facevo aia e tutti si prendevano paura perché arrivavano proprio di quelle petardate elettriche, no? E andando a approfondire è un disturbo neurologico che però tra le varie è causato anche dal tabagismo. Difatti non mi preoccupo più di tanto perché appunto vedevo che quando diminuivo il fumo, queste cose non accadevano. Adesso che non sto più fumando da 3 giorni, ovviamente non stanno accadendo neanche adesso, quindi certo la ciabatta è che come nascondertelo, fumare è bello, cioè bello nel senso che mentre lo fai e non stai male è veramente una figata, cioè è piacevole, no? È molto molto piacevole, un po' come chi è abituato, non so, alla, tra virgolette, buona cucina, no? I cibi un po' raffinati, cotti, eccetera, e dovesse passare a, faccio un esempio, è assurdo, un'alimentazione crudista e dice, ma chi cazzo me lo fa fare? Cioè, è così bello mangiare veleni e schifezze, no? Perché ti danno quel senso di compiacimento, no? È uguale alle sigarette, io adesso sto montando video a manetta perché devo distrarmi in qualche modo. Mondo satanico, ti senti un po' mezzogiorno e 38 come su quella parabola di Gesù nel deserto che viene tentato dal diavolo. Uguale. Una voglia di fumare incredibile, ma a parte quella voglia di fumare, c'è quella specie di, tra virgolette, vocina, o meglio, di pensiero che tu ti autocrei, no? Che dice, ma sì, dai, andiamo a prendere il tabacco, ne fumiamo solo una e basta, cioè solo una per tutta la giornata. In realtà dopo non andrà così, cioè l'intenzione magari può anche sembrare che te ne fumi solo una, poi col cazzo che te ne fumi una e quindi ritorni sempre punto a capo. Purtroppo sarebbe bello fumarsi una sigaretta al giorno, c'è chi ne è capace, io purtroppo no, non ne sono capace e quindi adesso devo star qui a soffrire. Se ho avviato il video è sì per renderti partecipe, no, di tutto quello che succede durante questi tentativi di smettere di fumare, ma anche perché proprio avevo bisogno di staccare, cioè di alzarmi. Ero lì col computer che stavo montando i video, montare i video o fare le cose al computer sì è piacevole, rilassante, però il computer è una di quelle cose che ti stimolano la sigaretta, cioè ti stimolano la fumata in una maniera incredibile. Diciamo ciò che ti può buttare fuori sarebbe un bel giro in bici, e che adesso fa ancora fa freschetto, adesso sì no, torno sempre fuori col cane, faccio fare i giretti al cane, quelle cose lì, però è dura, è dura, è dura, è dura. È veramente dura.